Avendo la casa qui fuori io faccio la spesa a rate. Vedi anche ho preso, vabbè, rucola Wild Rocket, insalata mista, sta roba qua di patate, aglio e Emmental, sto pollo a ste erbe, carne, salmone, ovviamente scozzese, sto pollo indiano, non lo so, filetto di pesce, mozzarelle, zuppa di zucca e dragoncello, baguette, burro locale, il sugo ai funghi di Giovanni Rana, ero sicuro di averne presi due, costa niente, però in bustina, costa niente rispetto al nostro in Italia. Vabbè, l'aromat internazionale, banane, sicuramente non inglesi, mandarini, che Dio ce la mandi buona, e limoni, vi saprò dire. Ora torno a prendere il resto. Acqua a 1000, una cassetta di birra, quella sua tipica, patatine leggermente salate, patatine molto salate, latte di cocco, pomodoro, una fatica per trovarlo normale solo col basilico, Kit Kat alla nocciola. Buona giornata fratellone, mi raccomando vai piano e grazie dei bellissimi video e foto dei posti. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Che ansietà che avevo Fioi per il GPL, veramente. La signora ha detto, è fatto bene avere ansietà perché tanti vengono qua e hanno l'adattatore sbagliato, perché ce ne sono di molto simili, cazzo cambia 1 millimetro o 2. Ad ogni modo mi sa che faccio i video col telefono, perché se no non è vita, Fioi, non è vita. Userò ovviamente la Sony per fare le riprese quelle belle da mettere sopra, da mettergli la musichetta, però andare in giro a fare i video con la Sony assolutamente no. In più ti perdi anche tante robe, metti c'è qualcosa di carino al supermercato e cazzo fai? Tiri fuori la macchinona, dai. Volevo raccontarti una cosa che potrà, mamma mia quante bestie morte, veramente, non la racconto neanche perché sennò nessuno ci crederà mai di quante volpi, cervi, tassi, bestie strane, gufi, falchi morti ho trovato, perché lasciamo perdere i numeri perché veramente non mi credereste mai. Comunque, ad ogni modo, quello che volevo dire è poniti sempre molto gentilmente con gli inglesi, perché ho visto solo come gli scozzesi cosa succede. Per capire queste mie frasi basta che vai a leggere, non so, le recensioni dei distributori piuttosto che i bar, eccetera. E trovi tantissime recensioni a una stella con scritto è antipaticissimo, mi ha risposto male, qua e là, ed altri è gentilissimo e tutto qua. Ti dici, ma come? È riferito a magari alla stessa persona, perché c'è scritto è la signora quella anziana, che hai capito. Il punto è che questi nordici sono estremamente empatici. Cosa succede? Se tu ti poni incazzato, scazzato, automaticamente lo diventano anche loro. Cioè è una cosa che ha quasi del ridicolo, ma è vera, è così. Quindi tu poniti sempre molto gentile, sorridente e ringrazia sempre tantissimo. Di sempre, che poi è usanza, scusa per il disturbo, sorry for bothering, sì, sempre
leccaculo, lecchino, perché loro sono così, è proprio una sorta di linguaggio del corpo che usano, come i cani. Se un cane si avvicina, tiene le orecchie un po' basse, si abbassa un po' e scodinzola, capisci che l'altro cane dice ah, ok, vuole giocare. Se invece sto cane si avvicina con le orecchie in avanti, la coda puntata e il dente fuori, dice beh, forse non vuole tanto giocare, aspetta che tiro fuori i denti anch'io, hai capito? Sai niente, Burlington Castle, tu hai castelli così, come fossero casette lungo la strada. Stradine sono molte toscane, nel senso come ambientazione collinare, poi come strade no, qua sono praticamente autostrade, cioè sono lisce, sono da roller. Però guarda che bellissima cosa, che è stato in Inghilterra, l'avrà notata di sicuro. Nel 90% delle strade per terra ci sono questi distruggigomme, vedi? Così la gente, anche nelle curve più impegnative, non viene incontro umano, sta nel suo. E ormai guido come un inglese, rotonde, paesini alla grande. Ti porto al Waitrose, che è un marchio tipico di supermercati inglesi. È un reparto vegano immenso, sì, cose assurde. Cioè scaffaloni interi solo di cereali. Ne abbiamo anche in Italia supermercati così, però sono enormi, questo invece è un supermercato normale. Poi cos'è la confezione Big Pack? Vabbè, avrebbero fuori 3 puntate solo per la roba che c'è nel supermercato, quindi taglio. Beh, ovviamente migliaia di birre assurde mai viste. Quella è quella tipica, la Dunbar, l'ha anche consigliata il commesso. Ah, guarda la coca alla cherry. Casino, furti e zona, diciamo, dove non puoi entrare se il veicolo non è Euro 59 e quindi campeggio e zero rotture di coglioni. Beh, è anche carino, 40 pound e elettricità inclusa. Adesso vedo quanto, 46 euro e 10 centesimi. Vabbè, insomma, dai, vuoi mettere e non farsi aprire il camper? 46 euro, ma me li sfrutto bene, mi carico tutti e due i serbatoi e metto a corrente anche, non so, le finestre. Sì, non va a corrente, però attaccherò stesso. Ora scambio il serbatoio con questo scambiatore elettrico che mi aveva fatto Mirko. Grande Mirko. Ma cazzate, ma ogni volta tirar su tutto il letto, cioè non è la fatica, è il fatto che dopo devi rifare tutto proprio, devi rifare, cioè di staccare le doghe, rimettere il materasso, rimettere le cose, insomma ci pensi 20 volte prima di usare i 2 serbatoi, mentre così. Eccomi qua, perfetto, proprio in culo nell'angolo, eccellente. No, ma sul serio non è modo di dire. Collega motociclista, collega biciclista che ha le gomme come le mie. 29 e questo dovrebbe essere 25, 28, porco zio. Ecco qua, oggi abito qua, in affitto praticamente, esatto, in affitto. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. Man in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. If manners make us manners, someone say, he's our hero. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Modesty.
go to writing, you couldn't love as the only one. Gentleness so bright, rare in this society, and light a candles brighter than the sun. Sta andando giù vertiginosamente il gasolio. Ora è a 2,15, da 2,50 € a 2,15 €, capirai che insomma è una bella differenza. Queste case sono identiche a quella che avevo in Scozia, ma poi vedrai quando ci arriveremo. Pensa che stiamo andando a camminare a Bath, B-A-T-H, che è un'antica città romana, ma adesso prova un attimo, prenditi Google Maps e guarda te quanta strada abbiamo fatto per venire a rompere i coglioni fin qua. Però guarda che bella idea, invece di buttare i vansi sottoterra, quei vermi che ti viene dentro, guarda, mica dedica un albero, guarda che bello, quei fioriti, guarda che spettacolo. Questa è una bella roba secondo me. Compagnia di Bath per gas, luce e bamba. Qui doveva esserci la mongolfiera della Virgin, quella rossa, però niente, oggi no. Vedi, questo era un parcheggio che avevo visto su Park Fortnite, ma siccome rischio di passare per il centro dove se non hai 1,47 € ti prendi la multa, è altissimo, il gioco non vale la candela, cioè me ne prendo una settimana di campeggio con i soldi della multa. Ad ogni modo, ora ho letto tempo massimo 4 ore, più abbiamo visto tutti quei block shaft nei volanti dei furgoni, quindi diciamo che a Bath non c'è scampo, ti prendi il campeggio e vai tranquillo, se no te sta a casa. Tutto bello, è chiaro che poi nelle grandi città insomma sai la gente che trovi, quindi attenzione, bosseggiatori e cagate varie. Cioè praticamente 50 € per vedere una fontana che abbiamo costruito noi. Tutto bello, però sinceramente a me dargli 12 € per entrare a vedere una chiesa anche, no? Insomma ne vedo di chiese nella mia vita senza pagare. Tutto bello, ma vivere con la costante paura che ti inculino la macchina fotografica o il telefonino, perché non so se hai visto i video su YouTube di cosa succede qui in zona. Purtroppo sì, ci sono tantissimi shippatori di telefoni, è diventata la nuova moda, non a caso nel nuovo aggiornamento Apple c'è la nuova modalità antifurto, diciamo, che se te lo rubano si blocca automaticamente. Ad ogni modo, non a caso ho scelto di andare in Scozia per stare distante dalla gente. Per carità, Bath è una città molto bella, perché sei una città turistica, come ogni città turistica c'è il cibo di merda, ogni cosa è a pagamento, c'è brutta gente, scippatori, rapinatori e via discorrendo. Ad ogni modo il mio obiettivo è anche dimagrire, quindi ritorno a fare qualche chilometro. Il defibrillatore, ho tutte le antenute. Sembra il negozio di giocattoli, quello di mamma ho perso l'aereo. Che forte il campanile di sta chiesa. Voglio guarda che catenazzi che ha questo nella bici, ma neanche una moto, ma soprattutto te si in parte, guarda, a stazione de pulizia voglio dire. E niente, si vede che non basta. Questa è la chiesa di San John l'Evangelista. No, non tiro pifora a Sony qua, no, non è proprio il caso, fidate. Ciao, niente, è proprio chiuso. Peccato perché era bella, guarda, con i scuri in legno. Vedi? Specie di balconetti. Tu che non sia proprio modo di entrare. Si è anche aperto, ma accesa è chiusa. Vabbè, sto portone qua, chi è quello verge? Non è neanche maniglie, più che altro. È anche una chiesa cattolica. Sai che esedi nostri, diciamo, la parrucchiera dentro accesa. Excuse me, sir. Do you know if it's possible to visit the church? Yeah, it should be open. Should be open? The door? The side door. Ah, the other And side. Ok, thank you. Adesso dimmi cosa sta accesa, che l'abbazia, che è grande compagna, non ha il fatto che l'abbazia è in centro, è turistica e ti paghi 12 €. Questa qua no, è bello uguale. L'ho messo. Ok, mi ero dimenticato che è previsto anche freddo e pioggia. È stato un bel giro, non voglio spendere troppo tempo nelle grandi città perché se mi stancano inutilmente. Torno alla mia casa in affitto. Non si crede, le tartarughe da cucciole.
lì a moda dei panifici in tutta Europa. Quando abitavo io in Scozia fatica a trovare, cioè non ho mai trovato un panificio, hai capito? E adesso che va di moda tutti i baccheri. Quanti bei parchetti. Cioè può sembrare magari un po' triste perché c'è il clima inglese, quindi nuvolo, grigio, vedi, togli i colori, togli la saturazione a tutto, no? Non cambia che Bath è un paesino veramente molto squisito, ma è enorme da perdersi. Mi ero fatto anche il tracciato con mutuo, ma non l'ho mica rispettato, sono andato per le mie. Però un CP a destra, è strano, dovrebbe essere illegale, cioè te lo sopprimono qua il CP, anche se cioè praticamente gli American Pitbull Terrier o qualsiasi razza che gli assomiglia, qui almeno fino a qualche anno fa veniva soppresso. C'è un'aria che non hai neanche idea, è proprio gelida, però io non voglio dargliela vinta a sti inglesi. Guarda anche al tipo là, vedi tu? Braghette corte, così mi so io già sare dal freddo, qua maglia dell'ana che ho sotto, maglia maniche lunghe e il felpone. Questo qua il crudio dal freddo, le tipe con la panza di fuori, cioè non so. Il suo mattegno duro, quando proprio non ce la faccio più, ho il giubbotto qua in zaino. Ah no, questa è proprio chiusa, ha solo queste entrate qua che sono chiuse. Qua invece le casette sono praticamente tutte compagne, tutte così. Vedi tu, vie le case, tutte così. Questo qua dentro il cavallo. No, un parco giochi con i bambini che giocano al posto degli spacciatori e dei drogati, incredibile. Che strano. Finalmente un fiore periferia ed è degrado. Questo è l'Avon River, il fiume Avon. Che simpatica barchetta strafatona, fantastico, questo sì che è un accampamento serio. I'm an Italian man in Bath. Oh, questa è l'università di Bath. Quelle sopra sembrano aule di grafica. No, che figata, guarda, questi vivono in barca. Oh my gosh, cos'è sta roba? Guarda che qua c'è tanta gente che vive in queste barche come in Olanda. Beh sì, è vero, siamo lì più o meno. Beh, a parte quella bella colorata degli straffattoni, il resto sono tutte prese malino, c'è gente anziana, c'era il vecchio là dietro, un sussurro lì che scarica le nere nel fiume. Come ti dicevo, nelle grandi città purtroppo è così, c'è il tanto bello e il tanto brutto, insomma si è in tanti. Ecco, ora piove, vabbè, mancano 800 metri. Ragionavo tra me e me, non so se avete visto o vi ricordate quel video in cui andai a prendere la Ducati intendo la 748, non il Monster, e vi ricordate che razza di super bed and breakfast che andai? 40 euro a notte, mentre qui pago 40 euro per mettere il mio camper in un giardino. Per carità, ho corrente e l'acqua, però il camper resta sempre mio. In certi posti, al di fuori delle favole, ti spaccano la serratura del camper o la finestra per entrare, per cavarti anche i vestiti o una pentola, cioè mi è venuto in mente perché è stata una scelta molto saggia quella di aver investito su un campeggio, ma l'ho sempre detto. Che vado a pagare dopo, cioè quando la percentuale di rischio è alta, anche perché un conto è un locale che bene o male sai conosce o può poi conoscere, e un conto è un turista che non sa niente e quindi è quello più preso di mira da sempre, turista o foresto, come dite voi. Cioè, guarda, sono ste baraccopoli che vivono proprio dentro ste barche, ste baraccopoli, no? E la preta è gente che ha problemi, e che dirla così suona brutto, problemi psicologici, sono più delle specie di depressioni, ecco, così suona meglio, suona più comprensivo, in quanto vedi che si lasciano cadere, non hanno più quella passione del costruire, dell'abbellire, quindi dell'andare a lavorare, del sistemarsi e sorobette, di rincularsi, di pettinarsi, di vestirsi. Direi sono scelte di vita, no? Sono standard, insomma. Lo stile di vita era tipo la barchetta di straffattoni, tutta colorata, coi fioretti, tendine, l'arredamento carino, hai capito? Quindi non è voler essere diversi, percorrere altre strade, no, è proprio un problema di abbandono di se stessi. La stessa sindrome che hanno tante persone, solitamente gli anziani lasciati soli, che lasciano proprio andare il loro mondo, quindi la loro casa, il giardino, creano queste specie di discariche. Per quello secondo me sta gente va capita a poretti, quella è gente poretta in difficoltà. Gli zingari o piuttosto tutta quella gente dell'est che arriva da noi, dell'est,
adesso anche dall'America Latina, una volta erano solo dall'est, adesso no, arrivando da tutto il mondo. Quelli sono parassiti, sono scarafaggi, quelli non meritano il minimo rispetto e la minima pietà. Va bene, a tal proposito è ora di lavorare e io credo che a Rosei morti solo ieri, guarda qua al campeggio. Sì, esatto, eccolo qua. Mi zappo qualche secca, ma siamo sicuri fai che se entra? Andate qua, porca miseria. Vabbè, giro larghissimo, tanto ormai, ciao fioi. Era un van life, anche ha scritto era la van life. Devo ancora arrivare, questa è carina, guarda che bella, con le piantine dentro. Non male, anche perché se era male avevo il frigo pieno di sta roba qua, insomma dai. Non so se ceno, ma non posso rinunciare a una delle cose più tipiche che più adoro, pane con l'aglio. Questo è il famoso garlic bread, ne ho già parlato più volte in passato. L'aglio ovviamente l'ho fatto io, è olio, aglio spremuto e prezzemolo. In Scozia lo farebbero col burro, anche in Olanda, però se lo fai consumalo entro pochi giorni, cioè fanne poco, oppure brucialo nel pentolino e poi magari mettilo anche in congelatore a piccole dosi, perché altrimenti ti botulinizzi. Che è sta merda, c'è il pollo cioè non c'è neanche il pollo, senti che da curry. Praticamente mezzo litro di salsa di curry e 1, 2, 3, 4 pezzetti di pollo. Mamma mia, che inculata. È costato tipo 7 euro sta roba. Cioè, che inculata. Qua costa tutto un botto. Cioè, vai al supermercato, ti vola il 100 euro, come ridere. Porco zio. Buono, ma piccante come il male. Steel I want, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument, but nothing comes from violence.